Eccoci qua carissimi amici, anche sotto il sole caldo cocente, il vecchio Marvin è sempre operativo, Guardate un po', tutto nasce per caso, sbagliando diciamo stradina o avendo visto un vecchio Scania. Guardate un po' cosa va a fare il Marvin. Sono appena passate le 13 qua, guardate un po' ragazzi cosa andiamo a fare, cosa il vecchio Marvin ha detto, dai, mettiamolo in moto. Guardate un po' la diretta, questa è la diretta, guardate qua, questo bellissimo baffone che sono qua in controluce, Fiat 643 N del 1963, che è stato operativo fino al 2010, ecco qua, e adesso cerchiamo appunto di metterlo fare sentire insomma che è vivo, ecco, Guardate un po' qua carissimi amici, appassionati di vecchi camion. Eccolo qua, come si chiama che non mi ricordo? Come si chiama? Domo Gabriele. Gabriele, ecco qua, camion di Gabriele che ha iniziato l'attività. È la diretta, guardate qua, un 643, dovrebbe essere l'ultima serie dei baffi, 643, un camion abbastanza diciamo evoluto, un bel 2 assi. Vediamo un po' qua ragazzi se lo facciamo partire. Mi ricorda un po' così l'avventura che ho fatto in Abruzzo, sempre con un 643 al traino per farlo partire. Eccoci qua cari amici appassionati, ecco qua, il camion è partito ragazzi. È un camion completo di tutto, in origine c'è qualcosina, chiaramente ci sta, insomma, per esempio i fanalini dietro non sono i suoi, però insomma ci sta anche, ci sta. Gabriele che nella sua gloriosa vita qua ha avuto diversi camion, insomma, ha avuto anche camion che insomma peccato che non li ha tenuti, tipo il 690, il 170. 190 48. Eccolo qua ragazzi, camion abbastanza vissuto ma vivo. Ecco qua, caro Max, camion dei tuoi tempi, 1963. Vedete la livetta del cambio, un camion insomma, direi abbastanza moderno, era più 682 questa. Fermo dal 2010, qua ci diceva Gabriele che nessuno ci diceva che lo vuole sistemare. Eccolo qua, 643N, c'è. Dai, fai un giretto dopo qua, dai. Guardate qua ragazzi, appassionati di vecchi camion. La tenazza del Marvin, anche sotto il sole cocente, 11 agosto. Non so se questo camion il mio amico Filippo me l'aveva segnalato. Siamo nelle zone qua del Veneto selvaggio. Saluto anche Dino, Veneto selvaggio. Guardate un po' ragazzi, appassionati di vecchi camion, le dirette del vecchio Marvin, così da sconosciuto, che però mi conoscevano, Guardate qua il bravissimo Gabriele, insomma gli è venuta così voglia di camion storico, ha detto. E con questo camion diceva Gabriele che ha iniziato così la sua attività, un po' qua. Ragazzi, queste sono dirette così improvvisate ma vere, Te sei Davide? Certo. Fai un bel giretto dopo, provi anche te? No, ma te guida o no? No. Guida no. Una manovrina qua, lo fai?
dai, cazzo. Oh, se vuoi apparire qua, se vuoi diventare famoso, vai Davide! Sai quale immagine? Prima, seconda, Dai che vengo su dai che ti... anche il primissimo, esatto. Andiamo qua ragazzi, appassionati, guardate qua il vecchio Marvin cosa si inventa. Sole quoziente, ma Marvin c'è. Ecco qua, c'è un po' di ragnatele, ma ci sta insomma, L'aria si mette un bel po'? Fermo anche da un bel po', no? Intanto qua stiamo tirando sull'aria. Saluto Demis, saluto il contadino di Rovereto, che oggi è dato la revisione della patente. Il mio collega presto alla pensione, il grande Maurizio Perini, quello che fa casini. Ma che c'è? Ecco qua, facciamo onore qua all'azienda di Gabriele, Mondin Gabriele. Siamo nelle zone di Treviso. Guardate un po' il ribaltabile che si alza. È vivo. Saluto il circolo italiano camion storici, Giuseppe, Rosa Vesti, Luciano Piasti, 643. Spettacolo, guardate qua, bravo Gabriele. Il camion è, insomma, può fare qualche lavoro, cosa dici? Potrebbe ancora fare qualche lavoretto, Eccolo qua. Allora Davide, vai su? Ecco qua, dai, comunque dai, ve l'abbiamo fatto vedere. Bene? Sì, dai, grazie, dai. Fermalo pure. Già che ho messo via. Ecco, dai, bravissimo. Eccoci qua, cari amici, appassionati di vecchi camion. Il camion di Gabriele, ancora vivo. Guardate lì, bravo Davide, cosa dici? Andiamo a fare qualche lavoretto con questo camion? Te la senti? Certo che me lo sento. La sua bella figura ancora, Saluto un po' tutti gli amici, Antonio, Max, tutti gli appassionati di vecchi camion. Diego d'Artona, guarda qua, 643 ancora, nel cuore. Alessandro, Milano, Marco da Napoli, Lucia Giovanna nel tuo Veneto, Treviso. Ragazzi, dai. È timido qua Gabriele, insomma, se no. Va bene Gabriele, spettacolo qua, dai.
Ok, dai. Top. Ecco qua. Oh, eccoci qua. E adesso vi presento qua il bravissimo Gabriele. Eccolo qua, Gabriele. Ci dicevi che con questo camion hai iniziato, Sì, vero? sì, La tua sì, attività. sì, bravissimo. In che anno è che hai iniziato? 86. 86. Ed è stato operativo fino al 2010 quasi, Sì, vero? fino al 2010. Eccolo qua, insomma, quanti camion hai passato e insomma questo l'hai tenuto almeno. Sì, sì. Ecco qua, per cui speriamo appunto di vederlo. Cioè, diceva Gabriele, ma secondo me ragazzi, guardate un po', non è che deve metterlo così subito al restauro, insomma, per me fa già la sua bella figura così, Datevi un commento, voi lo restaurereste? Io penso che insomma anche conservato è bello. Va bene, dai ragazzi, grazie a tutti, grazie Gabriele e Davide, che così ci sei anche tu, no? Certo. Che ti vedi, che volevi vederti. Ciao a tutti, spettacolo!